Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'imbucato è solo, non ha la Ginevra Vercillo, la baronessa essa. Non c'è questa volta. Sono da solo in questa puntata. Aspettiamo la baronessa che dobbiamo fare un bacio a Ginevra, un grande bacio. Vi porto in un posto unico. Sono emozionato in un certo senso perché comunque mi riporta al passato e andiamo in un luogo per me sacro. Venite con me. Sai a chi volevo salutare? Ma la Formoso, la Carmela Formoso, un bacio grande. Donna intelligente, oltre donna bellissima. E poi un altro saluto io lo voglio fare a quel grande regista che è Luca Chito. Achito, grazie di tutto. Venite con me, venite con me. Già salto. Salve, salve. Siamo in una scuola di danza. La scuola di danza per me rappresenta una tappa importante per la mia vita perché ho insegnato danza, ho danzato anche sulle punte. Avete i bambini qua? Sì. Sera. Cosa studia la figlia? È il primo anno e fa lezione gioco danza. Ah, gioco danza. Tu hai un figlio, una figlia? Sì, una bimba, sì. Una bimba, pure lei il primo anno? Sì, ovviamente gioco danza la stessa cosa. Gioco danza mi piace. Andiamo. Lezioni di danza. Hop. Hop. Voilà, venite con me. Oh. Ma che bello! Ma bloccatevi ragazze, bloccatevi. Ma che, guarda, sono emozionato perché poi vedi i costumi in fondo, dopo andiamo. Sono ragazzi che studiano tutte le discipline e che insomma quasi tutti i giorni sono qua a sudare, Claudio. Quante ore al giorno? E partiamo sempre da un minimo di un'ora e mezza, poi dipende da quante discipline si fanno, quindi sì, un minimo è sempre un'ora e mezza. Noi non ci occupiamo solo di danza, ma abbiamo anche altri settori come il caraibico, per cui lavoriamo anche in questo settore, anche se è un settore che noi lasciamo la sera proprio perché noi nasciamo come scuola di danza, però diamo anche la possibilità a chi vuole passare un'ora diversa di venire a divertirsi con i danza. Continua, io intanto vedo quello che fai. Carmela, devi fare anche tu questo, eh? Vieni con me a danzare, mo ti faccio vedere come si danza. Ginevra, dobbiamo fare un tango io e te, passionalissimo. La signorina è giovanissima, quanti anni hai? 15. 15, la signorina è una modella. Fai anche danza? Sì, tutte le discipline. Tutte le discipline, da quanto tempo lo fai? 10 anni. Continuo pure insieme a lei. Mi devo togliere il cappotto. Mo iniziamo a ballare, mi metto il tutù. Ora stanno facendo un piattaforma, cioè la capacità di
tenere lo spazio, no? Che spesso noi andiamo a teatro e vediamo, che ne so, delle coreografie che non sono poco geometriche. Con lo studio della piattaforma, che poi è uno studio che si utilizza anche nel teatro, si impara a gestire lo spazio in relazione a se stessi e agli altri. Io vorrei vedere, vedo dei vestiti, abiti da scena, andiamo. Questo è stato usato? L'ho utilizzato io, Claudio, anni fa, ballavo Vogue di Madonna. Stupendo. Vogue. Sai che ho conosciuto Madonna? Wow. Ho conosciuto Madonna in America, yes. Fantastica donna, sì, fantastica donna. E dopo sfotto un po' le ragazze, posso, sì? Sì, certo. Sei a casa tua, Claudio. Mi becco qualche ragazza. Venite con me. Vieni. Vieni qua. Vieni qua. Come ti chiami? Alessia, Alessia, di dove sei? Alessia? di Cosenza, Da quanto tempo fai danza? da 11 anni. Da? 11 anni. Madonna, sì, bambini. Ma quanti anni c'hai tu? Io 15, 15, quindi 4 anni. 4 anni. Ti piace? da morire. E il tuo sogno qual è? Diventare una ballerina. E tu come ti chiami? Chiara? Chiara? Tu secondo me fai danza da poco. No, No, da quando? da più o meno 4-5 anni. Da 4-5 anni. Però devi lavorare, Sì, capito? Ti piace danzare? sì, tanto, è la mia passione. Una piccolina fragilina, vieni qua, magrolina. Dimmi una cosa. Tu danzi da? Quasi 5 anni. Quasi 5 anni. Ma quanti anni avete, scusate? 10. 10 anni, ma proprio piccoline. Non ti spaccare! Si è spaccata, mo ve la faccio vedere io la spaccata. Mi spacco la testa. Come ti chiami? Francesca. Sei di Cosenza. No, di Vendiglia. Mo danzo. Facciamo una prova. Battiamo le mani qua, ragazzi. Vedi come ballo, come danzo! Bravi! Fatevi un applauso! Aiuto! Arrivando, Natascia dov'è? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Cosa stanno facendo? Allora, questi sono i corsi delle nostre bimbe più piccole, ne mancano diverse oggi, quindi abbiamo assemblato i corsi, stanno facendo isolamento del corpo, in questo momento stanno studiando l'isolation technique e stanno isolando la testolina, quindi stanno imparando a muovere la testolina e a tenere tutto il resto del corpo fermo. Ma tu che stai facendo? Cosa stai facendo? Brava. Come ti chiami tu? Gregoria. Come? Gregoria. Ah, non ho capito, però va bene così. Non le pazienza con i bambini, io ce l'ho molta, chi mi conosce lo sa. Però io, sono testimoniale unici, adoro i bambini, quindi. E tu come ti chiami? Come ti chiami? Carina.
Karim, come sei carina, Karim, carina. Tu di dove sei? Si vede che sei calabrese, Come lei è una calabrese donna. Non sono una calabrese, E come non sei calabrese? sono una filippina. 9:10. Un attimo di pausa. Facciamo la pausa. Come ti trovi? Bene, è molto bello interagire con i bambini più piccoli. Tu hai studiato comunque. Sì, ho studiato qui con Natasha. E sei diplomata? Sì, sono diplomata sia in classico che moderno. E devo ringraziare Natasha per questa opportunità che mi sta dando. Guarda com'è fanatica lei, com'è fashion lei, con la pellicetta al collo. Come ti chiami tu? Ma com'è carina, com'è carina. Allora, bimbe, noi usciamo così continuate a fare la lezione. Andiamo. Eccomi, sono di nuovo con Natasha. Scherziamo. Io ho visto questo manifesto volgarmente detto, però c'è una bella iniziativa che dal 19 al 21 aprile, concorso 22 aprile 2018, con grandi nomi. Blackout in danza quest'anno vede l'8ª edizione. Siamo molto orgogliosi di questo progetto perché è nato come un po' come una scommessa e negli anni è diventato un appuntamento non solo per i danzatori calabresi, ma per un po' tutta la gente del sud Italia. Infatti da noi arrivano gente dalla Sicilia, da Roma, insomma da Firenze, anche il nord sta un po' scendendo quando c'è blackout per seguire. E la cosa bella è che noi da 3 anni nella composizione coreografica che facciamo dentro Blackout offriamo un contratto di lavoro al coreografo per le Olio Dance Festival, che è un po' lo stesso progetto di Blackout, quindi prevede 3 giorni di formazione a Lipari a fine agosto più la rassegna coreografica al Castello di Lipari. E quest'anno proprio al Castello di Lipari, che è una location pazzesca, con Claudio stiamo pensando a fare insomma una cosa molto molto Di abbinare moda, fashion, quindi porterò questa collezione che racconta appunto la Magna Grecia, come tu ben sai. Io sarò a Milano nella Fashion Week, giorno 24, e quindi abbineremo la danza con il fashion. E non solo, perché ci sarà una premiazione importante, premieremo 5 donne del sud, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, 5 donne individuate già, è vero? Esatto, che abbiamo già in mente, insomma 5 donne che si sono distinte un po' nella cultura, nell'arte, nella medicina, nel sociale. Andiamo di là di nuovo. Questa è danza pop, giusto? E lui è Sonny, ma sei bravissimo. Grazie mille. So che non sei in perfetta forma, No, e sono quindi pure un po' affannato. fa niente, pure io sono affannato, ci affanniamo un po' tutti in questa vita, meglio affannarsi in questo modo. Da quanto tempo danni? Allora, io praticamente ho iniziato scusate l'affanno, a prendere danza da quando avevo 14 anni. Ma il tuo grande sogno qual è? Allora, il mio grande sogno è quello di stare bene nel mio mondo, cioè quello della danza. Non dico di diventare chissà un ballerino di altissimo livello, oddio, se arriva va benissimo, però comunque di trovarmi una compagnia teatrale, questo sì. Continua un attimo, ti voglio rivedere di nuovo. Vediamo. Il pop. Il pop, vai, continua, vai. Bravo. La danza è un'arte meravigliosa.
meravigliosa. Io ti ringrazio veramente perché sono ritornati indietro non di molti anni, di pochi anni diciamo. Noi vi lasciamo danzando, quindi ci vediamo la prossima puntata. Via dalla telecamera che ci sono io! Via! Ci vediamo prossimamente a Ginevra Vercillo, un bacio grande, ciao Ginevra, ciao a tutti, grazie, ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.